Gloria Riggio qui al CUA ha vinto recentemente il premio Carchinos 2021, si aprono le porte per un nuovo futuro. Dottore Cantone, ci dica quale? Diciamo che il palco di Carchinos è un palco molto prestigioso e lo dico con grande umiltà, però dietro questa frase c'è un grande e serio lavoro di un'equipe fantastica che dell'onestà intellettuale fa il proprio baluardo. Gloria Riggio è stata uno dei premi di quest'anno, avendo un parterre d'eccezione, proprio questa mattina viene invitata in una manifestazione che si svolgerà nel prossimo settembre, una manifestazione internazionale, a rappresentare il problema dell'immigrazione. Gloria a Carchinos ha rappresentato una sua composizione che evidenziava proprio le stragi che avvengono tutti i giorni nel Mediterraneo, e quindi, essendo una persona straordinaria, essendo una persona bravissima, quindi oltre che poetessa è una grande interprete, è chiaro che è stata notata e quindi presa, tra virgolette, in altri palchi. Gloria, allora come valuti questa esperienza, il premio Carchinos, e come si mette a frutto anche nella quotidianità? Oggi un momento importante anche per il tuo futuro. Beh, è stata un'emozione straordinaria, io non smetterò mai di ringraziare Carmelo per avermi coinvolta in questa esperienza. È stato un palco con delle personalità davvero d'eccezione e io sono davvero grata di poterne fare parte. Maddalusa è una poesia che mette in risalto delle tematiche che appartengono a tutti quanti noi, e quindi sono davvero molto felice, molto emozionata di poter ancora di più divulgare questi messaggi, queste parole che poi fondamentalmente sono sempre e soltanto, come sempre nell'umanità, parole d'amore, e quindi sono davvero molto emozionata e sono grata, davvero. Ti rivedremo qui in altre situazioni? Sì, ci sono tanti progetti molto belli, molto fertili, che stanno avvenendo proprio in questi mesi, e quindi sicuramente ci rincontreremo presto.